Nessuna riapertura delle frontiere, i controlli ai confini fra Italia e Slovenia continueranno anche d'estate, stessa sorte a meno di future evoluzioni anche fra Slovenia e Croazia, il che vale a dire estate di passione per i vacanzieri in viaggio verso le coste di Istria e Dalmazia, nonché per studenti e lavoratori transfrontalieri. Per chi mastica della materia, infatti, è ormai evidente come i controlli ai valichi italo-sloveni siano improntati a un regime soft. In Croazia, invece, a meno di ripensamenti estivi, almeno un terzo delle vetture in transito vengono effettivamente controllate. Ad ogni modo, la decisione operativa che ci porterebbe indietro al lontano 2007 come scenario viaggia su due binari distinti. Il primo è quello legato al contesto internazionale, cioè visto il peggioramento della situazione internazionale con tensioni sempre più forti in Medio Oriente fra Israele e Iran, Roma e Lubiana hanno già deciso di mantenere i controlli sul confine orientale per tutta la durata del periodo estivo in ottica antiterrorismo. Dunque, a quanto si apprende, si va verso un probabile rafforzamento con l'arrivo di un ulteriore contingente di agenti e militari. L'altro aspetto è quello della sospensione del regime di Schengen. La disposizione esistente cessa la sua operatività a fine giugno, dunque già parzialmente in periodo estivo. Non si esclude, anche se non ci sono conferme al momento, che anche quella direttiva potrebbe essere confermata.